Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite il presidente dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, Roberto Flora. Buongiorno, grazie per essere qui. Grazie. Per parlarci così di come è andato il 2022 e chiaramente delle prospettive per il 2023. Tra l'altro dobbiamo dire che sotto Natale, nel periodo natalizio, c'era stata una sorta di emergenza, carenza di plasma a livello nazionale. Ma vediamo effettivamente come stanno andando le cose e perché c'è la necessità di raccogliere anzitempo il plasma che sarà utilizzato fra qualche mese, almeno fra 8-9 mesi, no? Sì, Perché esatto, deve avere il tempo di essere lavorato esatto. prima di essere somministrato ai pazienti. A lei la parola per un esame, appunto, per un bilancio intanto del 2022. Beh, il bilancio non è negativo, io dico sempre, perché nel volontariato il bicchiere deve essere sempre mezzo pieno, non mezzo vuoto. Ma è un bilancio che, rapportandolo a questi ultimi 3 anni, e da una pandemia che, ricordiamoci, all'inizio del 2022 era ancora molto forte e si sentiva ancora l'esigenza di rimanere chiusi in casa da parte delle persone. Invece poi nell'arco dell'anno pian piano si è un po' tutto stabilizzato grazie anche, io dico, all'attenzione delle persone, Sì. all'attenzione dei donatori, che quella non è mai mancata, anche perché i donatori si sono sempre presentati negli ospedali anche durante i periodi più bui. E quest'anno veramente c'è stato nella seconda parte una grande ripresa delle donazioni che ha portato a circa 34.550 donazioni da parte della FDS. Di queste donazioni sono state 24.322 di sangue intero e 10.226 appunto di plasmasferesi. Questa ultima donazione è importantissima, come dicevi tu, no? È una donazione alla quale richiede tempo perché venga poi utilizzato l'emocomponente, viene separato questo plasma dai suoi vari componenti, per esempio le immunoglobuline che servono tantissimo, e però fino a 9-12 mesi questo farmaco non si può somministrare agli ammalati che ogni giorno, a queste persone che sono ammalate di malattie rare, Ecco, che ogni giorno devono malati di malattie assumere, rare, sì. sì, ogni giorno, e anche purtroppo anche tanti bambini che devono assumere questi farmaci ogni giorno. Non possono saltare un giorno sì, un giorno no. E purtroppo quest'anno, come dicevi tu, in ambito nazionale c'è stato, soprattutto nella parte estiva, un calo di queste donazioni qua. Ecco perché noi come FDS Udine abbiamo fatto la campagna non portarti in vacanza il plasma, ma però vienilo a donare prima. E quella campagna ha fornito circa 250 sacche in più di quelle che donavamo normalmente. E anche adesso nel periodo festivo c'è stato, il richiamo ha funzionato? Sì, l'attenzione c'è, è importante far comprendere sempre le nuove generazioni, questo cosa vuol dire donare sangue, cosa vuol dire anche donare plasma, ma l'attenzione soprattutto della donazione. La donazione può essere un momento e poi non ricordarsi più. La donazione, come dicevi tu, serve ogni giorno agli ospedali. Quindi ecco perché poi dopo noi abbiamo nel nostro ultimo numero, abbiamo messo in copertina 2 ragazze che ringrazio. Il futuro, no? Il futuro, che sono anche il presente, perché se guardiamo i numeri dei neodiciottenni, ben 910 iscritti all'associazione quest'anno sono stati neodiciottenni. Quindi ragazzi che non solo vengono a donare, ma vogliono anche comprendere l'utilizzo del sangue e come poi dopo si dona, ma non soprattutto come si dona, ma soprattutto come si utilizza e chi lo riceve. E questo a noi fa veramente piacere, perché questo non vuol dire essere solo donatori, vuol dire essere persone consapevoli che questo gesto deve essere fatto ogni giorno. Ecco perché la campagna, almeno quest'anno uno degli obiettivi, è quello di raggiungere le 2 donazioni pro capite a donatore. Che poi anche il fatto di essere donatori costituisce una forma mentale completa, nel senso che se uno dona sangue punta anche sulla prevenzione. Assolutamente. Stile di vita sano, perché sa che deve andare a donare in determinate condizioni, perché
Certo, in effetti la cultura che È noi proprio- parliamo è della proprio donazione è questa, questa, essere consapevoli, come i ragazzi ci insegnano, Sì. a comprendere il gesto, ma soprattutto a comprendere che se non siamo noi, coloro che prima devono essere sani per poi donare qualche cosa di importante a chi ha bisogno, questa è la cultura che noi dobbiamo sempre comunque tutelare, per far sì che intanto stando bene noi ci tuteliamo e, tra virgolette, aiutiamo anche Si aiutano altre la sanità persone, si pubblica, aiuta la perché sanità, certo. è tutto un sistema, no, Certo. collegato. Ecco, se noi stiamo bene, noi veramente possiamo fare la differenza e per far sì che insomma, un domani anche le nuove generazioni siano della stessa consapevolezza. Che poi è anche un bel esempio educativo, no? Anche Sì. per gli altri, perché poi fra i giovani la voce si diffonde. Esatto, hanno i loro canali e sì. questo ci fa veramente piacere perché E noi poi abbiamo chi meglio dei giovani riesce a convincere un altro altri giovane. giovani Esatto, a seguire l'esempio? noi abbiamo portato le nostre generazioni a donare, adesso è giusto che loro, con le loro comunicazioni, con il loro linguaggio, portino le loro, diciamo, generazioni a donare. Ma soprattutto far comprendere che questo gesto non può fermarsi, non deve fermarsi. Sì, sì, Perché non è una assolutamente tantum, cioè non è. vado, ho Esatto, fatto, il esatto, mio l'ho dato. esatto. No, se è possibile, bisogna continuare. Esatto, bisogna continuare perché appunto fino a che non si inventerà il sangue artificiale, ma io lo sento dire da quando sono bambino. È vero, sono anni e anni, E sono no? anni e anni si che parla stanno di sangue sperimentando, artificiale e non c'è arriviamo niente a da un fare. vaccino importante rapidamente, ma non arriviamo al sangue artificiale. E quindi ecco perché io dico sempre, la sopravvivenza dell'umanità è soprattutto basata sulla responsabilità di tante persone. E questi sono i donatori. Ecco, quindi le prospettive per il 2023. Abbiamo detto che c'è stato, no, questo appello nel periodo delle festività appunto natalizie per la carenza di plasma, però questo era un appello, come si diceva in apertura di trasmissione, a livello nazionale, perché il Friuli Venezia Giulia praticamente è autosufficiente, anzi copre le necessità di altre regioni. Anche nel 2022 la Regione ha coperto tutte le sue esigenze, ma soprattutto ha donato circa 8.000 sacche ad altre realtà, tipo al Lazio, poi alla Sardegna, che quest'anno ci avevano chiesto perché purtroppo vivono una situazione particolare in quella regione e siamo stati orgogliosi di avergli dato una mano, Certo. anzi speriamo di continuare a farlo anche nei prossimi anni, nonostante la denatalità che in questa regione è veramente molto forte, più forte delle altre regioni. Ecco perché la programmazione, l'organizzazione, il parlare con i giovani, il far capire che si deve andare almeno 2 volte all'anno a donare e non una, perché 11.400 persone l'altro anno hanno donato una volta sola. Consideriamo che queste persone donino una volta in più, ecco qua la differenza che a noi basta e a noi serve. Perché in caso di carenza è ovvio che il sistema sanitario nazionale deve rivolgersi all'estero, deve pagare, deve acquistare, no? Certo, in effetti il farmaco. l'Italia è uno dei pochi paesi in cui il sangue si dona gratuitamente e quindi chi riceve sangue non paga la sanità in un certo senso. Quindi è un gesto veramente a 360 gradi. In altri paesi purtroppo non è così. Ci sono dei paesi che producono degli emoderivati tipo immunoglobuline, che sono gli Stati Uniti, in forma massiccia, pagando i donatori, ma queste immunoglobuline sul mercato sono costosissime. E tanto è vero che noi in Italia abbiamo sì l'autosufficienza per il sangue, ma non abbiamo l'autosufficienza del plasma. Ecco perché un 30%, forse anche di più quest'anno perché c'è stato un calo, dovremmo acquistarlo dall'estero e 1 grammo di immunoglobulina per far capire un po' alle persone che valore ha e che tesoro abbiamo noi nelle nostre vene, costa più di 1 grammo di oro al mercato. Quindi ecco il risparmio che noi cittadini con un semplice gesto potremmo fare anche alla nostra sanità, alla nostra nazione. Per quanto riguarda la plasmaferesi, l'appello è rivolto soprattutto alle donne, no? In modo particolare alle donne. Assolutamente sì, perché è un tipo di donazione che, ok, dura qualche minuto in più, dura circa 40, 50, 60 minuti, dipende dalla tipologia, ma è un prelievo che non intacca la ferritina e siccome le donne hanno molto spesso il ferro basso,
Ecco perché le donne possono tranquillamente donare plasma e appunto donare questo prezioso liquido che io dico sempre che abbiamo nelle vene. Altrimenti ci sono dei gruppi, tipo gli ABI, come il sottoscritto, che è bene che donino plasma perché il plasma dell'AB è come lo zero negativo, è universale, va bene a tutti. E invece il gruppo A e il gruppo B? L'A positivo può dare plasma nel momento in cui noi vediamo che le scorte sono sufficienti per il sangue intero. Noi abbiamo nel nostro portale del dono e sulla nostra app le goccioline che ogni settimana vengono aggiornate 2 volte alla settimana, dai dati che ci manda l'ospedale, dalle esigenze che hanno loro, e noi vedremo delle goccioline piene o vuote. Adesso c'è una vuota che è il B negativo, che è un gruppo raro, il B negativo, ci sono poche persone che ce l'hanno, e quando viene utilizzato giustamente c'è richiesta. E poi abbiamo il plasma, che è quello c'è sempre bisogno, perché il plasma ha una scadenza molto lunga, si può conservare anche 2 anni congelato. Invece il sangue intero, ben utilizzato, massimo 24-40 giorni, ma io so che chi fa interventi preferisce averlo più fresco possibile. Sì. E quindi ecco perché il dono deve essere ogni giorno donato, non è il lunedì o il martedì, tutti i giorni vanno bene. Bene, abbiamo concluso questo appuntamento, ci sarebbero ancora tante cose da dire, magari Tantissimo. La faremo ritornare nei nostri studi Grazie per parlare, veramente. magari per aggiornarci, no, sulla situazione e per parlare, perché non abbiamo detto quasi niente dei programmi del 2023. No, ci sono tanti di quegli obiettivi per il 2023 importanti e io spero non dico di raggiungerli tutti il prossimo anno perché sarebbe veramente un miracolo. Però abbiamo sempre l'asticella che vogliamo puntarla più in alto possibile, perché in primis il malato deve ricevere sempre questo gesto importante, ma soprattutto noi come società, come donatori, vogliamo che questa società cresca e cresca con i nostri giovani nella maniera più giusta e corretta possibile. Bene, ringraziamo il Presidente dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, Roberto Flora. Grazie per essere stato con noi, le abbiamo già strappato la promessa, l'attendiamo ancora nei nostri studi per parlare del 2023. Grazie a voi per l'invito, per la gentilezza sempre che riservate alla nostra associazione e per l'attenzione che insomma date alle persone che veramente aspettano questo gesto. Bene, grazie ancora, grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.